Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un Natale da battere i denti in Sicilia, allerta gialla per temporali e rovesci, imbiancate le cime sopra i 500 metri, ma non tutti gli impianti sciistici sono aperti, il maltempo durerà fino a Santo Stefano. La tradizione in tavola alla Pescheria di Catania, abbiamo raccolto ricette e suggerimenti su cosa preparare per i vostri ospiti al cenone di Natale. Non solo gioia, c'è chi vive le feste con malinconia e stress, i consigli della psicologa per superare il Christmas blues. Allerta terrorismo anche a Catania, installate fioriere in cemento e ferro in via Etnea, l'obiettivo è garantire maggiore sicurezza nel centro storico e nei mercatini natalizi. La donna morta dopo 8 giorni in barella, la procura di Palermo apre un'inchiesta per omicidio colposo. La figlia: mi sento in colpa, ho scelto io questo ospedale. Vi raccontiamo la storia di Francesco, da esattore della mafia di Gela a pentito dopo l'incontro con Papa Francesco, il percorso che l'ha portato ad aiutare i bimbi autistici. Calcio, il Catania più sereno dopo il successo con il Sorrento, il 30 la ripresa degli allenamenti, poi il mercato e il big match col Benevento. Il Catania sarà pronto, dice Stoppa nel corso della trasmissione Corner. Nel posticipo di Serie C finisce 0-0 tra Trapani e Foggia. E neve, il Natale è bianco in Sicilia, forti venti e piogge abbondanti stanno creando difficoltà in gran parte dell'isola, allerta gialla della protezione civile, chiusi cimiteri e ville comunali, tempo che rimarrà instabile fino a Santo Stefano. Orazio Longo. Quando si dice bianco Natale, Sicilia che non ha nulla da invidiare alle blasonate zone del nord Italia, non si scia dappertutto ancora, gli impianti sull'Etna sono chiusi, ma la neve ha toccato tutti i rilievi isolani dai Monti Sicani, questa è Cammarata in provincia di Agrigento, ai Nebrodi, alle Madonie. Strade innevate in altura, qui siamo sui Monti Silvestri, con un'auto che è rimasta bloccata. Difficoltà per gli automobilisti anche a quote più basse, tra Ragalna e Biancavilla per esempio, fiocchi copiosi a Enne e a Caltanissetta, liberi solo i Monti Iblei, a Siracusa le temperature percepite sono state sotto zero, a Palermo è arrivata anche la grandine, diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, allagamenti e distacchi di intonaci. Per la caduta di un albero è rimasta chiusa la strada provinciale 57, ghiaccio su alcune strade statali, sulla Palermo-Sciacca a Giacalone e neve anche a 600 metri. La raccomandazione è di mettersi in viaggio solo se si è equipaggiati con catene o con pneumatici da neve. A Messina il sindaco ha disposto la proroga della chiusura delle ville comunali e dei cimiteri, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, nelle immagini interventi di messa in sicurezza di alberi sradicati. Allerta gialla della protezione civile regionale per rovesci e temporali, previsti ancora venti freddi di Bora e Grecale ma in diminuzione, tempo instabile per il giorno di Natale e temperature rigide di 4-5 gradi sotto la media trentennale stagionale. Un rialzo significativo è previsto per la fine della settimana, mari che rimangono molto mossi. E se il freddo è pungente, a ricordarci il caldo sarà il concerto del trio lirico Il Volo, l'esibizione registrata lo scorso agosto ad altre temperature evidentemente, ma con abiti adeguati per l'occasione, e cioè la trasmissione per la notte di Natale sui canali Mediaset con sullo sfondo il Tempio della Concordia illuminato con un gioco di luci per rendere la location ancora più suggestiva, per promuovere Agrigento capitale della cultura 2025. Tutto pronto per il cenone della vigilia alla Pescheria di Catania. Abbiamo raccolto ricette e suggerimenti su cosa preparare per i vostri ospiti. A tavola vince sempre la tradizione. Desiree Ferlito. Tutto pronto, o quasi, per il gran cenone di Natale. Per chi non ha ancora scelto il menù per la vigilia, il consiglio è quello di affidarsi alla tradizione. L'usanza vuole che le ricette per il cenone tradizionale del 24 di dicembre siano a base di pesce. Si mangia di tutto. Questo è un posto dove l'unica cosa che non manca è la qualità del cibo. Come antipasto possiamo fare una pepata di cozze, come primo pasta alle vongole. Potremmo aggiungere come antipasto anche telline saltate in padella con aglio, olio e prezzemolo e poi completiamo con delle ostriche crude. Primo, risotto alla pescatora, o se no associato con dei pennetti al pesce spada e melenzane. Ma le proposte alla Pescheria di Catania sono moltissime, questo è il momento giusto per trarre ispirazione. Secondo cavolfiori, broccoli. Cavolfiori come? A forno, affogati. Le lenticchie prima di tutto non possono mancare perché dicono che porta fortuna.
ma non mi pare. Non fatevi scoraggiare dalle difficoltà, perché in realtà l'elemento fondamentale per la riuscita di questi piatti è la qualità. Cercavo lei. A me. Cenone di Natale, che cuciniamo? Un po' di baccalà fritto e poi ci mettiamo le solite cose, le olive, un po' di funghetti, le acciughe, l'arenga. Scacciati, baccalà fritto che ci vuole, è a tradizione. C'è chi non può rinunciare a mettere in tavola il fritto, c'è chi osa con i finger food rivisitati in chiave siciliana, ma in assoluto non si rinuncia mai alla tradizione. Pochissimo spazio per l'innovazione. Il sushi. No, non mi piace. Non mi piace il sushi. Quello che non può certamente mancare è l'amore di stare insieme, coltivare la gioia di condividere momenti e naturalmente i propri ingredienti preferiti. Pasta pistacchio, regina pistacchio e le involtine a pistacchio, sì. Poi che manca? La torta. La torta, chi la Sì. fa la torta? Io. Lei? Io. A pistacchio immagino. Bellissima, buonissima, le è piaciuta a tutti. Ma Natale non è sempre gioia e condivisione. C'è uno stato molto diffuso che gli esperti hanno battezzato il Christmas blues, o malinconia del Natale, un mix di ansia, depressione e stress. Un antidoto c'è, ce lo spiega la psicologa Chiara Moschetto. Eva Spampinato. Non è vero che a Natale siamo tutti più felici. Il periodo delle feste è anche molto critico per tante persone. Quando noi pensiamo al Natale pensiamo sempre al Natale che vedono i bambini, quello magico. Però se le condizioni di vita nostre attuali nel qui ed ora non sono molto vicine a quel genere di Natale, il sentimento di frustrazione che potremmo provare è veramente molto grande, molto forte. Questo periodo dell'anno, generalmente associato a buoni sentimenti, felicità, legami familiari e condivisione, può essere vissuto con qualche sofferenza da parte di chi non si conforma a questo modo di intendere la società o le relazioni. Perché il Natale porta con sé un significato simbolico molto forte. Il Natale è unione, il Natale gioia e famiglia e relazione sana. La notizia positiva è che lo status di malessere è passeggero e finite le feste va via. In stanza di terapia addirittura già a partire da ottobre-novembre si inizia a parlare del Natale. Non è un caso che proprio nel periodo tra Natale e Capodanno si assista anche ad un aumento di suicidi. Per chi già soffre di depressione, il peso delle aspettative sociali diventa troppo forte da gestire. È bene però tenere presente che le due cose non sono strettamente correlate. La soluzione c'è e va cercata dentro di noi, spiega la psicologa Chiara Moschetto. Dovremmo un attimo rivedere quali sono le nostre aspettative sul Natale, cercare di fare un'analisi attenta rispetto a quelle che sono le nostre possibilità, sia relazionali che non, cercare di creare delle nuove tradizioni senza essere saldamente, ostinatamente attaccati alle tradizioni convenzionali che ci vengono propinate, no? Un Natale su misura. Restando a tema Natale, andiamo a vedere un presepe artistico ispirato al Beato Angelico, alla Madonna del Magnificat del Botticelli, ad artisti minori del 400, realizzato nella Basilica Collegiata di Catania dagli studenti e dai docenti del Liceo Artistico Emilio Greco, con la supervisione della stilista Mariella Gennarino. Il presepe va ad aggiungersi a quello storico posto ai piedi dell'altare maggiore e al presepe tradizionale collocato all'interno della sacrestia. Stavano consegnando regali di Natale gli autotrasportatori coinvolti ieri nell'incidente sulla tangenziale di Catania. Gravissimo il bilancio, un morto e 2 feriti. Giusy Lazzara. Pezzi di lamiera, pacchetti natalizi sparsi ovunque e un corpo terra senza vita. Terribile la scena dell'incidente di ieri sera sulla tangenziale di Catania con un morto e 2 feriti. Un furgone, per cause ancora da accertare, si è scontrato con la cuspide dello svincolo di Passo Martino in direzione di Messina. Il contraccolpo lo ha fatto arrivare sulla carreggiata e un'autocisterna che trasportava benzina non ha potuto evitare l'impatto travolgendolo. Nello scontro è morto sul colpo Carlo Galvagna, 39 anni, seduto accanto a chi guidava il furgone che trasportava regali di Natale. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Arrivato in codice rosso per diverse fratture al volto, è ancora ricoverato in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita. L'altro ferito, alla guida dell'autocisterna, è stato medicato e ha una prognosi di 10 giorni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco con la squadra specializzata del nucleo biologico, chimico e radiologico per verificare eventuali sversamenti di carburante.
Anche a Catania misure antiterrorismo, ma l'emergenza sicurezza in centro storico va oltre gli ultimi episodi internazionali. Tonino De Mana. Fioriere in cemento e ferro, nel cuore di via Etnea, ma questa volta non si tratta di addobbi natalizi, ma di misure antiterrorismo, imposte dopo i fatti di Magdeburgo in Germania, con un'auto che si è lanciata sulla folla, provocando 2 morti ed oltre 60 feriti. La decisione è arrivata dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha visto sedersi attorno a un tavolo il prefetto di Catania di Brizzi, il sindaco Trantino e i rappresentanti delle forze dell'ordine. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e vigilanza nel centro storico ed in particolar modo nelle zone interessate dai mercatini natalizi. In tema di controlli, in questo caso antiambulantato, ci piace sottolineare l'intervento della polizia effettuato dopo un nostro servizio che documentava l'anarchia in Corso Sicilia. In pochi minuti sono state fatte smontare decine di bancarelle, liberando la zona dai tanti abusivi. Il giorno dopo questo lo scenario, alcuni extracomunitari sono tornati, ma sono in allerta, guardinghi, pronti a scappare con le loro mercanzie. Ben vengano i controlli, aggiungiamo noi, ma saranno efficaci solo se verrà garantita continuità. In Piazza della Repubblica registriamo invece lo sconforto della titolare di un bar, costretta a lavorare in una zona decisamente insicura. Se tu parcheggi lì, se non dai il pizzo ti trovi la macchina strisciata come la sono trovata io. Dovete chiamare la polizia. Sì, chiamo la polizia e non mi ritrovo più la macchina. Ci sono anche un sacco di delinquenti che spaccano le macchine, vetri a tempesta ne hanno rotti per pochi euro magari messi lì sul cruscotto. Lei si sente protetta? No, abbiamo fatto 3 processi. Mio marito ha avuto anche una pistola puntata da un senzatetto italiano. Immancabili parcheggiatori abusivi sulle strisce blu, come vedete nelle nostre immagini, mentre sotto i portici, a ridosso di piazza Grenoble, è quasi impossibile percorrere il marciapiede per la distesa di materassi, giacigli di fortuna, cartoni e rifiuti lasciati dai tanti senza tetto, sorpresi dall'improvvisa ondata di gelo. E torniamo ad occuparci del caso della donna morta dopo 8 giorni in barella. La procura di Palermo adesso indaga per omicidio colposo. Marco Gullà. Omicidio colposo. Sulla morte della donna 76enne all'ospedale Ingrassia di Palermo è rimasta per 8 giorni in barella. La procura del capoluogo ha aperto un fascicolo. Ieri ai nostri microfoni il grido di disperazione della figlia. Io mi sono sentita in colpa perché penso che noi siamo responsabili anche delle scelte che facciamo. Quindi io ho scelto questo ospedale, anche se in verità è l'ospedale più vicino, quindi per me un ospedale vale l'altro perché dovrebbe, penso, essere così. Una delle ipotesi è che l'anziana sia rimasta vittima di un'infezione contratta in ospedale, quasi certamente negli 8 giorni in cui, pur essendo un soggetto fragile, è rimasta al pronto soccorso. Per adesso il fascicolo aperto dal sostituto procuratore è a carico di ignoti. Al vaglio degli inquirenti ci sono le posizioni di medici e infermieri del pronto soccorso e del reparto di medicina che hanno avuto in carico l'anziana dal 10 dicembre. I funerali della donna si svolgeranno nella giornata di venerdì. Vi raccontiamo adesso la storia di Francesco, da esattore della mafia di Gela alla rinascita. Gerry Italia. Quando mi sento dire che non si può cambiare, certo. Io sono cambiato e l'ho dimostrato da 12 anni. Una vita all'ombra della mafia, poi la svolta verso la luce. Francesco, un tempo uomo del clan Emanuello, era colui che bussava alle porte dei commercianti di Gela per riscuotere il pizzo. 3 pagamenti annuali che non ammettevano rifiuti, ma il suo arresto nel 2004 segna l'inizio di un lungo percorso di cambiamento. Il mio cambiamento già parte dal carcere, nelle mura dove ero ristretto. Uscendo sono iniziato ad avere i primi cambiamenti. In carcere per 10 anni Francesco trova nella solitudine e nella Bibbia l'occasione per riflettere e ripartire. Da quella cella inizia il lungo e difficile percorso di reinserimento, aggravato da una caduta sul lavoro che gli costa una gamba e da una successiva battaglia contro il cancro. Nel 2023 però il momento simbolico della sua trasformazione, l'incontro con Papa Francesco che ha suggellato il suo cammino di redenzione, una nuova vita dedicata alla figlia Matilde, affetta da disturbi dello spettro autistico, per la quale ha fondato l'associazione Un sorriso per Matilde, che sostiene le famiglie con ragazzi autistici. Ci occupiamo di disabilità, ma soprattutto di autismo, di bambini che hanno bisogno, accompagniamo le persone negli ospedali, tipo adesso periodo natalizio stiamo facendo la raccolta dei panettoni, chi può offrire un panettone, noi ci diranno il nome delle famiglie e li consegniamo alle persone che oggi purtroppo, difficile dirlo, non si possono permettere.
Determinato a spezzare il legame con Cosa Nostra, Francesco ha iniziato a collaborare con l'associazione anti-racket guidata da Salvino Legname. Attraverso le sue testimonianze porta un messaggio di speranza e incoraggia a spezzare il silenzio imposto dalla mafia. Per questo mi rivolgo ai giovani che si sentono intrappolati e magari pensano di non potersene uscire. A tutto c'è rimedio, dico a questi giovani. Contattateci, anche le istituzioni saranno pronte ad aiutare questo tipo di cambiamento. Oggi, lontano dall'ombra del suo passato, Francesco diventa simbolo di riscatto, dimostrando che anche per le vite più segnate c'è sempre una strada verso la redenzione. Del riscatto non del singolo ma di un intero quartiere parleremo subito dopo la pubblicità. Il modello Caivano diventa sistema nazionale di lotta al degrado. In arrivo fondi per i quartieri a rischio anche a Palermo e a Catania. Maglio Viola. 180 milioni di euro per riqualificare 7 quartieri degradati in Italia utilizzando il modello Caivano messo in campo nel 2023. Fra le 7 aree che potranno usufruire di questi fondi ci sono 2 quartieri siciliani nelle principali città dell'isola. Si tratta di Borgonuovo a Palermo e San Cristoforo a Catania. Borgonuovo è un quartiere a ovest della città, sorge ai piedi di Monte Cuccio, confina con aree come il Ceppe e Cruillas. I vicoli di questa zona hanno visto delitti e storie di degrado, ma vivono anche l'esperienza delle parrocchie, a cominciare da quella di padre Antonio Garau, parroco in prima linea contro povertà, abbandono scolastico e devianza minorile. San Cristoforo di Catania è invece il quartiere dove è cresciuto Nitto Santa Paola, oggi considerato l'ultimo padrino vivente. E anche se Santa Paola è al 41 bis, questo resta terreno di reclutamento per Cosa Nostra, evasione scolastica altissima, un'area padroneggiata da ambulanti abusivi. Qui è nato il progetto Liberi di Scegliere che ha portato alla nascita dell'osservatorio prefettizio. Noi siamo in Sicilia la regione con il più alto tasso di dispersione scolastica e questo si verifica soprattutto dove ci sono periferie degradate. L'intervento del governo nazionale è realizzare strutture sportive, introdurre degli elementi anche culturali in un tessuto urbano troppe volte abbandonato, penso sia la strada giusta. Ora il commissario straordinario, lo stesso di Caivano, avrà a disposizione 100 milioni nel 2025, 50 nel 26, 30 nel 27. Si parte dai piani da fare entro 2 mesi dalla pubblicazione della legge e per mettere nero su bianco gli interventi, le linee guida verranno proprio da parrocchie e associazioni che hanno già tracciato la giusta via. Vede i soldi in mano alla cassiera di un supermercato di Siracusa, circa 300 euro, e con un gesto fulmineo glieli strappa e fugge. Il furto porta a sdegno sotto gli occhi degli altri clienti, ma anche delle telecamere di videosorveglianza, ed è stato proprio grazie a queste immagini che i poliziotti hanno identificato e poi bloccato l'uomo finito ai domiciliari. E adesso un'informazione di servizio. In occasione delle feste, oggi il 31 dicembre, a Catania sarà anticipata la raccolta differenziata nell'800. La frazione del porta a porta dovrà dunque essere esposta entro e non oltre le ore 18, quindi carta e cartone per le utenze domestiche, carta, cartone umido per quelle non domestiche. E poi dopo il TG vi ricordo che andrà in onda la nostra trasmissione Focus, che sarà dedicata al centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina, un Natale all'insegna di una nuova strumentazione di alta tecnologia frutto di una donazione. Ospite di Roberta Lunghi, il direttore del centro, il dottore Sasha Agati. E anche in streaming sul sito La Sicilia Web, messaggio al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, vediamo allora i progetti del Catania, più sereno dopo il successo con il Sorrento. Marco Carli. Il Catania si gode il Natale. Il 4-0 maturato negli ultimi 20 minuti con il Sorrento ha eliminato le scorie del post-potenza e della fine del primo tempo, aprendo a un po' di serenità. Adesso pausa fino al 29 dicembre, poi dal 30 riprenderà la preparazione in vista del big match contro il Benevento. Stoppa, uno dei protagonisti dell'ultimo periodo, crede nella possibilità di lottare fino alla fine. Metteremo il massimo di noi stessi per fare il meglio. E sicuramente la sfida col Benevento sarà una partita importantissima e daremo l'anima.
Per riuscire a tornare in alto bisognerà non sprecare le occasioni, avere continuità, quella che è mancata fino ad ora ai rossazzurri. È una cosa che ci stiamo lavorando anche e soprattutto col mister, perché è un aspetto più che di gamba, è un aspetto mentale. Stop è una colonna del Catania che sarà modificato in parte sul mercato. Tanto dipenderà dagli esuberi, verrà sacrificato anche qualcuno della rosa che è stata impiegata fino ad ora. Tutto nel segno della sostenibilità, ma ha ribadito Toscano, la società sa cosa fare. Di certo è così per Stoppa da quando gioca nel suo ruolo naturale il trequartista. Mi lascia tanta libertà nel muovermi. Io è una cosa che mi piace fare, andare a destra, a sinistra, avere libertà nel movimento. Sono contento per come sto facendo, anche per l'andamento che stiamo facendo con la squadra, quindi dobbiamo continuare così e dare sempre il meglio di noi stessi. C'è 0-0 ieri sera al Provinciale nel posticipo di Serie C fra Trapani e Foggia. Franco Cammarasana. Ha deluso le attese della vigilia il posticipo di ieri sera fra Trapani e Foggia. Entrambe speravano di ottenere un successo che le rilanciasse in zona playoff, ma sono uscite dal Provinciale con un pugno di mosche. Di abbondante solo vento e freddo, zero o quasi lo spettacolo, con molti errori individuali, anche se l'impegno non è mancato. Niente precisione però in fase offensiva, tanto che le difese l'hanno fatta da padrone senza doversi impegnare più di tanto. Eziolino Capuano, alla sua prima davanti al pubblico granata dopo il suo arrivo a Trapani, ha messo in campo un Trapani aggressivo che ha trovato però un Foggia blindato nelle retrovie. Non a caso ha subito 2 soli gol nelle ultime 7 partite. Qualche sussulto la gara l'ha avuto dopo la mezz'ora. Al 31esimo una punizione di Benedetti respinta da Perina. Al 39esimo deviazione di testa imprecisa di Fal su un cross di Ciotti. Altrettanto a para di occasione alla ripresa. Di buono al 24esimo una punizione di Benedetti con Celiento che di testa ha colpito l'esterno del palo. Poi più nulla e tutti in vacanza. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro Focus condotto da Roberto Lunghi. A tutti un buon pomeriggio e una buona vigilia di Natale.